Benvenuti allo Stadio dei Pirati di Rimini per questo incontro per oggi sabato 3 giugno 2023 alle 15, la prima partita tra Medio New Rimini e Fano Baseball. Tra poco vi daremo la formazione delle squadre. Passo la linea a Massimiliano Gabrielli che è qui a fianco a me. Buonasera,
Vi do subito le formazioni. Allora, lo Junior Rimini si schiera in difesa con il lanciatore partente, il classico schema con Francesco Ridolfi e assistito come ricevitore da Tommaso Signorile. Prima base Andrea Gabrielli, seconda base Enrico Perazzini, terza base Thomas Canuti e interbase Yuri Cortesi. Poi esterno, esterno sinistro Amedeo Focchi, esterno centro abbiamo Tommaso Montanari, causa l'infortunio di Pini, e esterno destro abbiamo Davide Bonemei. Il battitore designato è Jacopo Tombari. Il line-up invece della squadra ospite, il Fano, Baseball 94, andrà in battuta con il seguente ordine: Simone Graziosi con il numero 28 sarà il primo, schierato all'esterno destro, poi il secondo in battuta Alessandro Micheli con il numero 13 in seconda base, a seguire Davide Pierotti con il numero 3 prima base, poi Luca Pierotti con il numero 19 battitore designato, il quinto in battuta Lucio Neri ricevitore con il numero 8, sesto in battuta Filippo Gaudenzi casacca numero 40 esterno centro, numero 7 in battuta Gabriele Capogrosso con il numero 1 esterno sinistro, a seguire l'8 Noel Crestaz con il numero 6 l'interbase e l'ultimo del line-up sarà Filippo Liberti con il numero 32 in terza base. Il lanciatore invece è il numero 21 Filippo Foschi, provenienti dalle giovanili dello Junior Rimini. Quasi tutto pronto, ultimi lanci di riscaldamento per Francesco Ridolfi, infatti l'ultimo lancio. Gli arbitri saranno Jacopo Costantini a casa base, mentre sarà assistito sulle basi da Ugo Settini. Ecco, vediamo che l'arbitro chiama il battitore. Ecco, sì. Allora, primo lancio per ufficiale della partita, lancio basso, così decreta l'arbitro. Questa è la nona giornata, che è una giornata di recupero, poiché il maltempo non aveva permesso di giocare. Secondo lancio, questa volta chiama strike l'arbitro, 1-1 il conteggio. Ricordiamo Simone Graziosi con il numero 28, esterno destro e nonché battitore mancino. Lancio alto, 2 ball e 1 strike. Lancio interno sul bel lancio, 2-2 il conto. Questa giornata ambedue le squadre hanno delle assenze dovute alla convocazione per il torneo delle regioni. Intanto abbiamo visto il primo K con looking da parte di Simone Graziosi. Primo out. Dicevo, alcuni giocatori sono al torneo delle regioni e pertanto qualche defezione. Per la New Rimini sicuramente manca Thomas Cifalinò,
Primo lancio strike su il secondo del line-up Alessandro Micheli. Anche il Fano, una squadra molto giovane, squadra che punta a lanciare, secondo lancio strike, a lanciare nuove promesse del baseball locale, nonché italiano. Secondo lancio un pop altissimo, out al volo, FF2. Secondo out. Nel box Davide Pierotti, prima base. Che Davide Pierotti, battitore mancino, batte subito il primo lancio che va verso il seconda base e con un'assistenza 4-3 termina il parte alta del primo inning e io manderei la pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio del comunale del baseball di Rimini. Primo attacco per la New Rimini nel box di battuta Enrico Perazzini. Lascia sfilare il primo lancio, un ball. Secondo lancio, ball.
Strike, 2 ball e 1 strike il conto su Enrico Perazzini. Terzo ball, 3-1. Strike, conto pieno. Adesso nel dubbio bisogna difendere il piatto. Infatti una palla che poteva anche rimanere alta, ma nel dubbio ha fatto bene a non lasciar decidere l'arbitro. Sempre conto invariato, 3 ball, 2 strike. Palla battuta verso il terza base che raccoglie e assiste per un'eliminazione 5-3. Prima eliminazione. Nel box Amedeo Focchi. Schierato come esterno sinistro. Primo lancio lo guarda, un lancio strike nella parte interna. Si carica dunque di uno strike. Secondo lancio ball, un ball e uno strike il conto. Gira il terzo lancio in foul, un ball, 2 strike. Non è che per caso scarica la batteria, eh? No. Palla curva e K looking. Secondo out. Nel box di battuta il terzo del line-up, Thomas Canuti. Lascia sfilare il primo lancio sul filo esterno, uno strike. Dobbiamo dire molto preciso Filippo Foschi, lanciatore del Fano. Secondo lancio, la fotocopia del primo, sempre sul filo esterno. Massimo vantaggio per il lanciatore. Stavolta è tentato un lancio interno che però è andato in ball. Ball, 2 strike. Batte una in foul, una volata. Va fuori dalla recinzione. Conto invariato, un ball, 2 strike.
La curva questa volta non entra, porta il conteggio su 2 ball e 2 strike. Batte una rimbalzante in foul, conto invariato, sempre 2 ball e 2 strike. Una palla che è uscita proprio si tratta di qualche centimetro, pertanto Thomas Canuti ritorna nel box. Sfugge e terzo out sulla palla che è sfuggita al catcher sul lancio. Termina così la parte bassa del primo inning sul punteggio di 0-0 e noi andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea, stadio comunale del baseball di Rimini, nona giornata di recupero, gara 1 tra Fano Baseball 94 e la New Rimini, nel parte alta del secondo inning, nel box di battuta Luca Pierotti, il DH. Primo lancio ball, secondo lancio battuta verso l'interbase che raccoglie ed assiste con una eliminazione 6-3, ovvero raccoglie l'interbase, lancia in prima base e abbondantemente in tempo, prima che il corridore arrivasse in prima, viene eliminato. Quinto del line-up, Lucio Neri con il numero 8, ricevitore del Fano. Primo lancio rimane un po' basso, dunque un ball. Secondo lancio battuto in foul. Il conto 1-1, un ball e uno strike. Ricordiamoci anche un out. Prima valida della partita.
prima valida che passa tra il prima base e seconda base. Nel box numero 40 Filippo Gaudenzi, l'esterno centro. Adesso primo uomo in base. Adesso il lanciatore dovrà anche controllare il tentativo di rubata. Primo lancio è uno strike. Secondo lancio girato, ma non impatta bene la palla che va in foul sulla destra. Sì, massimo vantaggio per il pitcher riminese, pitcher della New Rimini, Francesco Ridolfi. Strike out, looking. Guardato. Un out, 2 out, corridore sempre in prima nel box. Il numero 1, Gabriele Capogrosso, esterno sinistro della compagine fanese. Primo lancio girato, uno swing, si carica di uno strike, Gabriele Capogrosso. Secondo lancio, questa volta viene la palla colpita, spizzata e va in foul dietro il ricevitore. Di nuovo 2 strike, buon vantaggio per Francesco Ridolfi. Adesso ha la possibilità di scegliere tutti i lanci che vuole. Lancio, palla lanciata e battuta in foul, dunque sul tentativo di rubata del corridore fanese nulla di fatto, ritorna in prima base e il conto rimane invariato con 2 strike e 0 ball. Altra battuta verso l'interbase che tutto da solo fa l'eliminazione. Termina la parte alta del secondo inning, sempre punteggio 0-0, pubblicità.
E di nuovo in linea, stadio del baseball di Rimini. Nona giornata, un recupero tra il Fano e la New Rimini. Giornata di recupero dovuto al maltempo. Parte bassa del secondo inning, nel box di battuta Davide Bonemei. Prima volta nel box. Dovrà impattare i lanci di Filippo Foschi, lanciatore del Fano, giovane lanciatore del Fano proveniente dalle giovanili dello Junior Rimini. Primo lancio battuto che di rimbalzo viene fermato dal lanciatore e con un'assistenza 1-3 prima eliminazione del secondo inning. Nel box di battuta Andrea Gabrielli. Ottimo riflesso perché sicuramente la battuta era anche abbastanza violenta. Allarga il guantone e blocca una palla che probabilmente sarebbe diventata valida perché passava sulla seconda. Primo lancio sfilato da Andrea Gabrielli, un lancio ball che rimane alto. Secondo lancio sempre guardato da Andrea Gabrielli, 2 ball. Stavolta entra con lo strike, uno slider che sicuramente passa sul filo dell'esterno dell'area dello strike. 2 ball e uno strike. Batte la palla, rimbalza, è valida! Prima valida anche per lo Junior Rimini. Con un out dunque nel box e un corridore in prima, nel box Tommaso Signorile. Avete visto, la palla prende una buca, rimbalza, il pitcher non poteva far nulla e sicuramente anche il seconda base, un contatto in diamante, bella comunque valida. Adesso nel box Tommaso Signorile, vediamo se il manager ha dato delle disposizioni, qualche gioco tattico. Primo lancio è un ball. Prima volta che Filippo Foschi si trova il corridore in prima base, dovrà fare attenzione al tentativo di rubata. Secondo lancio, lavora bene sul filo esterno, entra lo strike, un ball e uno strike, il conto su Signorile. Tommaso Signorile, nonché ricevitore della New Rimini. Tentativo di pick-off su Andrea Gabrielli, nulla di fatto. 2 lanci. Battuta troppo diciamo esterna sull'esterno, in foul. Si carica del secondo strike, un ball, 2 strike. Leggermente in ritardo.
Strike out looking. Palla, un bello slider che ancora non è stato inquadrato probabilmente dal battitore riminese. Prima volta che vede i lanci di Filippo Foschi, e anche per Yuri Cortesi, il settimo uomo del line-up con 2 out, incrocerà i primi lanci sempre del lanciatore. Lancio ball alto e molto esterno, mentre il manager Zucconi segnala le strategie ai propri giocatori. Lancio ancora basso, secondo ball. Lancio questa volta a strike, lavora sulla parte bassa dell'area Filippo Foschi. 2 ball e 1 strike il conto su Yuri Cortesi. L'interbase, che prima tutto da solo, ha effettuato il terzo out del secondo inning. Lancio ball, 3 ball e 1 strike. Bella linea che passa e porta all'avanzamento di Andrea Gabrieli in seconda. Seconda valida per la compagine della New Rimini. Corridori in prima e seconda base. Nel box di battuta l'ottavo Jacopo Tombari, schierato come battitore designato. Bel lancio sul filo esterno, guardato da Jacopo Tombari. Primo strike. Lancio ball, molto alto. Visita del manager Furiassi al giovane lanciatore. Prima visita. Termina la visita del manager e l'arbitro di casa base Jacopo Costantini di nuovo dà l'avvio al gioco
sul punteggio di un ball e uno strike, Jacopo Tombari si appresta a ricevere il prossimo lancio del partente, del Fano lanciatore partente. Gira una palla alta, 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 che però va in foul sulle tribune. Si carica del secondo strike, un ball, due strike per Jacopo Tombari. Ricordiamo 2 out, 2 corridori sulle basi, in seconda base Andrea Gabrielli, in prima base Yuri Cortesi. Ball, 2 strike, bisogna difendere il piatto, sicuramente. Gira ancora e difende bene il piatto il battitore designato Jacopo Tombari. Conteggio sempre invariato, un ball, 2 strike. Ancora palla battuta, una volata che finisce sul guantone dell'esterno destro. Termina il secondo inning 0-0, nulla di fatto. Di nuovo in linea, parte alta del terzo inning, nona giornata, recupero tra il Fano Baseball 94 e la New Rimini. Ricordiamo la New Rimini a punteggio pieno, mentre il Fano credo che sia con un record del 50%. Ah, 2 partite vinte mi dicono l'ora, e ultima in classifica. Primo lancio non l'ho visto, forse era un ball, molto esterno. No, uno strike mi dicono. Palla battuta, out al volo per la difesa, dunque, però questa era una linea L4, sì. Primo out del terzo inning nel box di battuta, l'ultimo del line-up, Filippo Liberti, battitore destro, terza base. Gira il primo lancio senza nulla di fatto, senza impattare uno swing, la palla. Questa volta è una valida per Liberti, contatto che passa sopra la testa del lanciatore e anche del seconda base. Seconda valida anche per la squadra ospite, un out, un corridore sulla base e di nuovo rinizia il secondo giro
di battuta del line-up con Simone Graziosi, battitore mancino. Primo lancio troppo esterno, l'arbitro lo decreta ball. Secondo swing. Altro swing. Un ball, 2 strike. Lancio ball, ottimamente fermato, lancio molto basso, ottimamente fermato da Tommaso Signorile, il ricevitore della New Rimini. Il conteggio si aggiorna con 2 ball, 2 strike, un out e sempre corridore in prima. Prima autore di una valida, Filippo Liberti, appunto pesta la prima base. Lancio battuto in foul, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Ancora foul contro le reti che proteggono le tribune. Sesto lancio, conto invariato 2-2, 2 ball, 2 strike. E swing con chiaramente l'out. Seconda eliminazione, secondo K anche per il lanciatore riminese Francesco Ridolfi. Nel box il secondo del line-up Alessandro Micheli gira subito la prima palla, una palla anche alta, aggressivo subito nel box per tentare di portare avanti il compagno. Altro swing, questa volta sfiora con la mazza, si carica immediatamente di 2 strike, 2 out. Palla battuta questa volta in foul, difende il piatto. Due strike, 0 ball su Alessandro Micheli. Palla battuta questa volta sul foul di sinistra. Conto sempre invariato con 2 strike.
Primo ball, una palla curva che non entra nel filo esterno. Un ball, 2 strike. E terzo out sul tentativo di rubata. Termina la parte alta del terzo inning, sempre il punteggio immacolato sullo 0-0, pubblicità. Parte bassa del terzo inning, nona giornata, gara 1, recupero con il Fano, baseball 94, New Rimini in battuta con l'ultimo uomo del line-up, Tommaso Montanari, prima apparizione nel box di battuta, battitore mancino, lascia passare il primo lancio, un ottimo strike del partente Filippo Foschi del Fano. Battitore mancino, lo ricordiamo, Tommaso. Buona abitudine, batte una volata che viene preso out al volo dall'esterno centro. Eliminazione F8. Termina il primo giro con questa eliminazione. Nel box di battuta di nuovo Enrico Perazzini. Primo lancio strike, parte subito con un lancio basso. Batte la palla, valida di Perazzini. Passa tra il terza base e l'interbase. Subito in base Perazzini con un out. Adesso Amedeo Focchi. Gira il primo strike in un foul, si carica di uno strike, no, del secondo strike, scusatemi, no, uno strike, mi sono confuso, mi confonde anche, primo strike, sì.
Secondo strike, questa volta uno swing leggermente in anticipo. Massimo vantaggio per il pitcher del Fano. Pick off, nulla di fatto. Primo ball, un ball, due strike. E colpito Focchi, dunque su rubata riuscita, a questo punto un colpito e due uomini sulle basi, nel box di battuta Thomas Canuti, un out, ricordiamo. Seconda situazione con due corridori sulle basi. Vediamo Thomas Canuti, il terzo del line-up, lascia diligentemente un lancio che era ball. Secondo ball. Terzo ball, sempre la palla rimane alta. Primo ball era esterno e poi due lanci alti sopra l'area dello strike. Massimo vantaggio questa volta per il battitore. Con tre ball può scegliere ancora il lancio che preferisce. Infatti lascia passare un lancio interno che era strike, tre ball e uno strike. Base per ball dopo quarto ball. E basi piene. Altra visita del manager Furiassi del Fano. Noi possiamo andare in pubblicità.
Di nuovo in linea, termina la visita, parte bassa del terzo inning, basi piene, un out e nel box di battuta Davide Bonemei. Gira subito il primo slider destinato, lo tocca ma non sufficientemente per mandarlo in campo, dunque si carica di uno strike. Battuta verso il terza base che assiste Arsha, ottima giocata difensiva, batte verso il terza base che raccoglie, tira a casa base, poi tira in prima e fa 2 out senza nulla di fatto. Doppio gioco subisce, dunque noi andiamo in pubblicità, dunque 6. Let's get behind and cheer the Yankees. They're gonna learn to fear the Yankees. Everyone knows they play to win. 'Cause they're the New York Yankees. Show them today why you're the Yankees. No other way when you're the Yankees. What do you say we win a brand new ball game? We're gonna shout when you're out of the ball. We're gonna scream, put it on the wall! The other team's gonna know what it means to play the Y-A-N-K-E-E-S. We love the Yankees, shout it out loud, we love the Yankees. We're really proud of our Yankees, and we wanna win today. 2, 3, 4, hit, run, high, strong, go, go, go! In linea dallo stadio comunale di Rimini, lo stadio del baseball, parte alta del quarto inning, ancora sulla pedana di lancio Ridolfi Francesco che affronta Alessandro Micheli, ancora nel box, bel bunt valido. Un bel bunt che valida. Nel box il mancino Davide Pierotti. Tentativo di pick-off, nulla di fatto. Altro pick-off, ma questa volta il corridore non si era assolutamente staccato dalla prima base. Ma si era staccato quasi per niente. Rubata riuscita su un ball. Base rubata.
Secondo ball su Davide Pierotti, mentre Alessandro Micheli ancora sta pestando la seconda base. Lancio battuto in foul sulle tribune, la palla ricade in campo. 2 ball, 1 strike, 0 out, il corridore in seconda. E secondo strike con swing. Battuta out al volo e blocca anche il corridore in seconda base. Ottima presa dell'esterno centro. Giocata difensiva non banale perché la battuta non era molto lunga, ha dovuto correre molto in avanti. F8. Un out, palla battuta, una rimbalzante verso seconda base che raccoglie e fa l'out 4-3, però porta ad avanzare il corridore in seconda. Secondo out nel box di battuta Lucio Neri, primo autore della prima valida della partita. Lascia il primo lancio che è un ball. Corridore in terza, primo lancio ball e 2 out. Swing, un ball, uno strike. Lucio Neri, ricordiamo il ricevitore del Fano. Lancio che rimane alto, 2 ball, 1 strike. Altro lancio non chiamato strike, forse leggermente alto. 3 ball e 1 strike. Basse su ball per Lucio Neri. Prima base ball concessa dal Francesco Ridolfi. Nel box Filippo Gaudenzi con una situazione di corridori agli angoli, ovvero corridore in terza base e corridore in prima base. Il catcher chiama la giocata difensiva.
lancio ball. A me mi somigliava, era alta? Beh, però, qui è. Palla battuta verso il prima base che tutto da solo fa la prima eliminazione e pertanto termina la parte alta del quarto attacco sempre col punteggio 0-0. Pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio dei Pirati di Rimini, stadio comunale, parte bassa del quarto inning nel box di battuta, Andrea Gabrielli sempre sul punteggio di 0-0, seconda apparizione per Andrea Gabrielli. Primo lancio basso, esterno, ball. Questa volta una palla, un cambio di velocità, sorprende e comunque un cambio che entra nell'area dello strike, un ball e uno strike. Chiama il secondo strike, contestato un po' dal pubblico. Arbitro, la palla bassa ed esterna. Un ball, 2 strike. Batte una palla curva che rimbalza e con un'assistenza 4-3, eliminazione. Prima eliminazione dell'inning, del quarto inning, parte bassa. Nel box Tommaso Signorile. Ha girato Andrea Gabrielli una palla curva che non è riuscita a dare quella forza per scavalcare il diamante. Batte valida sul pitcher. Subito il primo lancio, contatto positivo per Tommaso Signorile nel box. Yuri Cortesi.
Iuri Cortesi batte il primo lancio in foul, si carica del primo strike Cortesi. Era un batti e corri, ha dovuto chiaramente seguire le indicazioni del manager. Secondo lancio sempre in foul sulla destra, battuta profonda ma che non entra nello spicchio di campo valido. Massimo vantaggio per il pitcher con 2 strike. Lancio pazzo e rubata riuscita. Primo ball su Iuri Cortesi. Adesso Iuri sarà sicuramente libero e non sarà più obbligato a seguire lo schema del manager. Un out, corridore in seconda, un ball e 2 strike su battitore riminese. Strike out looking. Secondo out e nel box di battuta il DH, il battitore designato Jacopo Tombari. Questo era uno strike. Primo lancio ball. Secondo lancio strike sul filo esterno. Un ball e uno strike. Strike out. Ah no, secondo strike. Girato una palla esterna, spizzata e presa al volo. Sarebbe stato strike out se fosse stato il terzo strike. Un ball, 2 strike, 2 out. Lancio pazzo e terzo avanzamento. Secondo avanzamento in terza base. Il conto si aggiorna con 2 ball e 2 strike. Ancora ball, palla veramente alta, fuori dall'area, conto pieno, tutte le lampade accese, 3 ball, 2 strike e 2 out. E ricordiamo sempre il corridore Tommaso Signorile sul cuscino di terza. Gira una palla alta, facile preda del seconda base, eliminazione F4, nulla di fatto, quarto inning consumato del tutto, 0-0 il punteggio. Pubblicità.
nuovo in linea, tempo che si è un po' oscurato, vediamo dei nuvoloni sopra il colle di Covignano, parte alta del quinto inning, nel box di battuta il Gabriele Capogrosso, il settimo del line-up, primo lancio, gira una palla, si impenna, preda del seconda base, eliminazione, primo lancio, F4. Nel box l'interbase Noel Crestaz. Primo lancio, sembrava uno strike, l'arbitro non è dell'avviso, un ball. Un ball su Noel. Palla battuta, raccolta dall'interbase. Dallo stadio del baseball di Rimini, parte bassa del quinto inning, nona giornata, recupero tra il Fano Baseball 94 e la New Rimini. Ancora il punteggio 0-0 nel box di battuta. Tommaso Montanari, l'ultimo uomo del lead-off, che presenta il bunt e poi lo ritira su un palese lancio ball. Ancora battitore mancino, lancio strike, questa volta un ball e uno strike. Colpito, secondo colpito, base su ball, colpito va direttamente in prima base e di nuovo inizia il terzo giro del line-up con Enrico Perazzini. Batte subito il primo lancio in foul, troppo in anticipo, foul a sinistra, sicuramente era un batti e corri, si carica di uno strike.
Batticò richiamato dal manager Zucconi. E ottima rubata, arriva abbondantemente salvo, anche perché il lancio del catcher non è stato molto preciso, alto, e pertanto si è tolto con 2 strike, si è tolto il doppio gioco e adesso Perazzini sarà libero di scegliere il lancio, chiaramente cercando di difendere il piatto, visto che è massimo vantaggio per il lanciatore. Palla battuta verso l'interbase e out. 6-3. Prima eliminazione. Palla rimbalzante che comunque è stata direzionata proprio in bocca dell'interbase. Corridore sempre in seconda e Amedeo Focchi nel box di battuta. Gira il primo lancio, una fast, la spizza in foul, si carica del primo strike. Ancora gira il secondo lancio destinato sicuramente allo strike sul filo, si carica, lo gira in foul, 2 strike, adesso deve difendere il piatto, nell'incertezza deve cercare il contatto con la palla. Lancio, una curva che non entra nell'aria. Un ball, 2 strike. Secondo ball, questa volta non è entrata la palla esterna. Due ball, 2 strike appunto. Lancio pazzo e rubata di Tommaso Montanari. Conto pieno. E questa volta il contatto valida e punto, si sblocca una partita tenuta ottimamente fino adesso dal lanciatore partente, valida di Amedeo davanti all'esterno destro e visita di Furiassi, il manager del Fano, e noi andiamo in pubblicità.
Di nuovo in linea, dopo la valida che ha portato al primo punto per la New Rimini, sostituzioni sul monte, esce l'ottimo partente Foschi Filippo e subentra Luca Pierotti che era di H e pertanto primo lancio su Thomas Canuti, entra subito con uno strike. Il rilievo batte una alta volata, probabilmente preda dell'esterno centro, F8. Non è una medicina che io butto giù così. Primo lancio strike su Davide Bonemei, questo lancio uno slider. Dai, che ci sente. Primo lancio strike su Davide, batte una volata facile preda, terzo out dell'esterno sinistro, la preda, e pertanto termina il quinto inning sul punteggio di 1 per la Mediolanum, per la New Rimini e 0 per il Fano. Pubblicità.
Di nuovo in linea, cielo sempre più coperto, parte alta del sesto inning, nel box di battuta il lead-off Graziosi Simone, terza apparizione, si sposta sul primo ball, batte una profonda volata che va in non in braccio, ma la viene presa dall'esterno centro. F8, primo out del sesto inning. Nel box il numero 13 Alessandro Micheli, il Fano oggi in compagine molto ristretta perché ha due giocatori fuori per il torneo delle regioni. Gira il primo lancio, si carica di uno strike Alessandro Micheli, dunque probabilmente il manager Furiassi dovrà fare di necessità virtù. Gira il secondo lancio e preda al volo in F5 del terza base. Eliminazione al volo fuori dal campo di gioco. Nel box di battuta Davide Pierotti, il rilievo che come vedete si posiziona nel box di battuta, lascia passare il primo lancio, ball. Secondo lancio, strike. Gira, swing, si carica di 2 strike, un ball, 2 strike. Lancio completamente fuori misura, uscito male dalla mano, secondo ball, 2-2 il conto, 2 out. Strike out con termina il sesto attacco, pubblicità, strike out con swing.
Di nuovo in linea, sesto inning, parte bassa, New Rimini in attacco con Andrea Gabrielli. Nona giornata del recupero del campionato di Serie B, girone C tra Fano Baseball 94 e New Rimini. Primo lancio su Andrea Gabrielli, lascia passare il primo lancio, uno slider che entra sul filo esterno, strike. Questa volta è un ball, uno strike. Andrea gira un altro slider destinato sul filo esterno, batte la palla, batte sulle reti. Quarto lancio, un ball, 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike. Ancora ball, una palla curva che non entra nell'area dello strike. Conto pieno su Andrea Gabrielli. Battuta valida davanti all'esterno centro. Muove subito il gioco e nel box il ricevitore Tommaso Signorile. Chiama un batti e corri, palla spizzata e Andrea Gabrielli deve tornare in prima base. Nel frattempo si sentono dei tuoni, speriamo che il tempo dia spazio. Comunque è stato superato il quinto inning e la partita dovrebbe essere omologata, anche se dovesse piovere. Battuta di out al volo, questa volta dall'esterno centro, F8, Tommaso Signorile, primo out nel box, Yuri Cortesi. Andrea Gabrielli sempre fermo in prima base. E su un batti e corri Andrea Gabrielli ruba la base, scarica di uno strike Cortesi Yuri, però toglie il doppio gioco. Ottima giocata in attacco. Adesso Yuri sarà libero nel box di scegliere i suoi lanci. Batte, out al volo, secondo out.
Sempre dall'ottimo esterno centro che si muove ottimamente nel box Jacopo Tombari, battitore designato, mentre abbiamo visto un lampo che ha squarciato il cielo di fronte a noi. Batte una palla che rimbalza, preda dell'Interbase, salvo sul tempo, valida per Tombari che spinge Andrea Gabrielli in terza. Corridori agli angoli e nel box Tommaso Montanari, battitore mancino. Batte, gira la prima palla, è in foul, si carica di uno strike, 2 out, sempre corridori agli angoli. Palla in campo, palla in campo. Palla battuta verso il seconda base che... errore! Entra il punto. Avete visto una giocata, sul lancio imperfetto, il piede del prima base di fatto fa uno sgambetto involontario e fa cadere rovinosamente a terra il corridore della New Rimini. Vediamo, speriamo che non si sia fatto niente. Entra comunque il secondo punto. Allora, sulla palla persa entra probabilmente nel dugout, gli arbitri danno 2 basi e il corridore che era in prima arriva in seconda e il battitore dal casabase chiaramente arriva in seconda base. Nel box di battuta per la quarta apparizione Enrico Perazzini con sul 2-0 e 2 out. Lancio esterno che viene ottimamente fermato dal ricevitore. Ancora lancio pazzo, 2 ball. Sì, lancio, scusatemi, a terra, non è pazzo perché non la perde il catcher. Un lancio ball che di fatto la palla rimbalza prima del piatto di casa base. Gira in foul il terzo lancio, si carica di uno strike. Bunt e non arriva salvo.
Pertanto terza eliminazione su 2-0 e parte bassa del sesto inning, andiamo in pubblicità. Parte alta del settimo inning nel box di battuta con il numero 19 Luca Pierotti. Primo lancio perso da me, secondo lancio in foul, uno strike sicuro, vediamo l'arbitro se aggiorna il punteggio. (2-0, no 2-1). Ah no, hai detto 2-1 prima. Palla out al volo. FL3. Out al volo L3. Nel box Lucio Neri, autore di una valida e di una base ball, il ricevitore del Fano. Lo strike, c'è lo strike. Batte verso l'Iterbase che raccoglie, assiste per l'eliminazione 6-3. Stavolta non riesce ad arrivare in base l'ottimo ricevitore. Secondo out nel box Filippo Gaudenzi con il numero 40. Batte in foul, palla rimbalza sopra le reti dove siamo noi, si carica di uno strike. Filippo Gaudenzi, esterno centro, ottimo esterno centro, ha preso molte volate, batte verso il terza base che questa volta aggredisce e con un missile 5-3, terza eliminazione della parte alta del settimo inning. Pubblicità.
Parte bassa del settimo inning nel box di battuta, il secondo del line-up, Amedeo Focchi lascia il primo lancio, un ball, sempre sulla pedana Luca Pierotti, lancio altro ball. Stavolta strike tra con lo strike, 2 ball e uno strike. Ancora strike. Cambio di velocità sembrava. 2-2 il conto, adesso Amedeo deve difendere il piatto se non vuole andare out. Lancio pazzo, nulla di fatto, conto pieno. Manager Furiassi si raccoglie la palla e la dà alla squadra home di casa. Conto pieno su Amedeo Focchi, base per ball. Per me questo somigliava più a uno strike di molti altri che ha chiamato. Nel box Thomas Canuti. Tentativo di pick-off, nulla di fatto. Focchi si stacca ancora, batte in campo opposto, porta all'avanzamento in terza base e di fatto il singolo porta anche l'avanzamento, la giocata in seconda base per dunque valida. Di fatto adesso la New Rimini ha un corridore in terza e seconda base. Nel box di battuta Davide Bonemei, che è libero questa volta. Oh, base intenzionale per Bonemei. 0 out nel box di battuta Andrea Gabrielli. Non lo so, questo bisogna dirlo loro, non lo so. Primo lancio, entra sul filo esterno, una palla veramente brutta. Bulla, bel lancio ma non bella da battere. Si carica di uno strike Andrea. Secondo lancio è un ball, uno strike. Il conto sul battitore della New Rimini. Ancora
ball, esterno, l'arbitro fa il gesto che è esterna, 2 ball e uno strike. Batte in foul, una palla forse destinata allo strike sul filo esterno. 2-2, 2 ball, 2 strike sul conto di Andrea Gabrielli. Batte una volata di sacrificio per il pesta e corri e un VS fa entrare il punto, un RBI, se non una valida però, per Andrea Gabrielli. E out VS. Nel box di battuta con i corridori agli angoli, Tommaso Signorile, un out. Rubata in porto su un ball. E adesso non c'è più il doppio gioco. Tommaso Signorile è libero di battere. (3-0) il punteggio, come vedete dalla grafica. Lascia una palla sulla parte alta dello strike, così perlomeno decreta all'arbitro un ball e uno strike, un out. Linea, e questa è una linea da 2 punti. Due punti entrate, 2 punti RBI con una valida. Corridore in corridore in prima e nel box di battuta Yuri Cortesi. Il punteggio è aggiornato con i 3 punti di questo inning sul 5-0. Un out, corridore in prima, entra lo strike, Cortesi guarda il lancio, uno slider. Batte una palla, una volata preda dell'esterno destro, F9, secondo out, e nel box di battuta entra Pandolfi la prima volta come battitore disegnato con il numero 15. Esce il 15, entra Pandolfi con il 55. Gira la prima palla Mattia Pandolfi.
Lascia il secondo lancio, un ball. Sempre corridore in prima base. 2 out. Batte una palla alta e in FF3 va out. FF3 termina il settimo inning sul punteggio 5-0, pubblicità. Parte alta dell'ottavo inning dallo stadio baseball di Rimini Comunale, nello scontro tra Fano Baseball 94 e New Rimini. Nel box di battuta il numero 1 di Gabriele Capogrosso gira subito in foul il primo lancio. 5-0 il punteggio. Partita che è rimasta bloccata fino alla parte alta del quinto inning e poi un punto al quinto, un punto al sesto e 3 punti al settimo hanno affissato momentaneamente il punteggio 5-0. Allora 2 strike sul conto di Capogrossi. Questo lancio è un ball, 2 strike. Ottima partita per Francesco Ridolfi. Iniziato l'ottavo inning, già affrontato il primo uomo. Secondo ball. E K con giro della mazza. E il 1-2, ve lo conto, 3, 4, 5, sesto strikeout in 7 punti. 7 inning, punto 1 nel box. Noel Crestaz, primo strike con swing. Secondo strike sempre con swing. Buon vantaggio, massimo vantaggio per Francesco.
palla battuta in foul sulle tribune, sopra la nostra testa, conto invariato con 2 strike. Palla battuta verso il pitcher, assistenza 1-3, seconda eliminazione. Nel box Filippo Liberti. Autore di una valida e di una eliminazione al piatto. Gira il primo lancio. Uno swing. Una palla che l'arbitro non chiama. Una palla al limite. Un ball e uno strike. Secondo swing, strike, un ball, 2 strike. Filippo Liberti ancora nel box. E K con swing. Terza eliminazione, fine dell'8º inning, parte alta. Pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio Comunale dei Pirati Rino Zangheri. Ci sono stati dei cambi nel Fano. Di nuovo in linea, batte una volata alta in facile preda dell'esterno centro, che è stato sostituito, F8. L'esterno centro è andato l'esterno destro, scusate, l'esterno centro è rimasto lo stesso. Il prima base è andato all'esterno destro, c'è stata un'inversione, mentre è stato sostituito il catcher. Neri Lucio, esce ed entra Fiorani Gabriele con il numero 63, scusatemi. 63. Nel box
per la quinta apparizione Enrico Perazzini. Lascia il primo lancio, un ball. Sostituzione, l'esterno destro esce. Sì, il numero 2 esce Pierotti Davide, entra il numero 2 che si chiama, lo diciamo subito, Fiorani Gabriele. Con stesso esterno destro. Gira una palla, il punteggio sono 2 ball, 2 strike. Due ball e uno strike, mi dicono. Due ball, 2 strike. Correggo. Di nuovo palla battuta, F3, eliminazione. Secondo out nel box di battuta senza nessun corridore sulle basi, Amedeo Focchi. Batte Amedeo, out al volo dall'ottimo esterno centro. F8, termina l'ottavo inning, sempre sul punteggio 5-0, pubblicità. Di nuovo in linea, stadio dei Pirati, stadio comunale di Rimini, parte alta del nono inning, sostituzione nelle file del Rimini, esce il DH Pandolfi Mattia ed entra Balducci Manuel che va in terza base perché il precedente terza base, ovvero Canuti Thomas, è andato a lanciare sostituendo l'ottimo lanciatore partente Francesco Ridolfi.
Vediamo un breve, non tanto breve, un conciliabolo tra i manager. Arriva anche il secondo arbitro. Non comprendiamo cosa possa essere successo. Sono dei semplici cambi, non credo che si dipenda dai cambi. Sono le ore 17:20. Vi ricordiamo che la seconda partita dovrebbe cominciare alle ore 8, 20, ore 20. Sì. Allora, nel box di battuta il numero 28, Simone Graziosi, quarto turno di battuta per Simone. Lascia il primo lancio, che è un ball troppo basso. Primo lancio per Thomas Canuti, batte il mancino una volata alta, preda dell'esterno, scusatemi, del seconda base, Enrico Perazzini, F4. Nel box il numero, c'è stata una sostituzione? Numero 13, non lo so. No, sempre Micheli alza un altro campanile, preda sempre del 26esimo out, preda sempre del seconda base, seconda presa, fotocopia di Enrico Perazzini, F4. 26esimo out. Nel box di battuta il neoentrato Gabriele Fiorani, prima apparizione nel box. Lascia sfilare il primo lancio, un ball. Secondo ball, ha perso il fischietto l'arbitro. Fiorani Gabriele. Primo strike con swing. Bello strike sul filo esterno. Una sinker. E non ha chiamato il ball, base su ball. Nel box Luca Pierotti, il lanciatore. Colpisce, raccoglie l'interbase, tutto da solo, fa la 27esima eliminazione. Termina così la gara 1 della nona giornata di recupero. Vittoria per 5-0 per la New Rimini. E noi, una partita che è rimasta, diciamo, bloccata fino alla parte bassa del quinto inning e poi si è sbloccata con un punto al quinto, un punto al sesto, 3 punti al settimo, e pertanto decreta ancora la vittoria per la New Rimini, ancora a punteggio pieno. Appuntamento alle ore 20 di questa sera, e noi vi salutiamo e ci rivediamo a breve. Andiamo a tirare il campo.
a chance. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance.